Duce e popolo di Sardegna. A Sassari, verso l'imbrunire, si è diffusa la notizia dell'arrivo del Duce, giunto in Sardegna per ritrovarsi con i soldati ed i lavoratori dell'isola Sabauda e Garibaldini. Tutta Sassari acclama Mussolini. Fra il popolo. Le commoventi manifestazioni dei rurali mentre egli, lasciata la città, si dirige verso l'agro. Verde ripiano, il Duce trova schierata una unità dell'esercito e la passa in rassegna. La sfilata. Finita la rassegna, Mussolini si intrattiene ancora fra la popolazione. Poi il viaggio riprende verso Tempio. A Tempio, il saluto del popolo che gremisce piazza Gallura. Traversata la Gallura, il Duce si reca in lancia alla Maddalena. Entusiastiche accoglienze degli isolani. Il Duce al palazzetto dell'ammiragliato. La visita a Caprera. Dopo essere entrato nella piccola casa costruita dall'eroe dei due mondi, il Duce visita i giardini ed i campi che Garibaldi amava coltivare. Il Duce sosta riverente dinanzi al masso che ricopre le spoglie mortali dell'eroe. Tornato nell'isola, riattraversata la Gallura. Visitate le officine di Macomer, il Duce ispeziona un'altra nostra unità. Il Duce ha espresso tutta la certezza sua e del popolo italiano nella vittoria. La moltitudine conferma questa certezza con una ardentissima manifestazione. Verso la provincia di Cagliari. Il prefetto di Cagliari attende al confine tra le due province. Verso Oristano. Oristano saluta il Duce al grido di vincere.
espressioni d'entusiasmo e di fede accompagnano il duce verso Mussolinia. La nuova città agreste che ha nel nome l'auspicio più sicuro del suo avvenire. Il duce visita le case del popolo a Mussolinia. Verso Montevecchio, centro minerario. Il saluto delle maestranze. Gli impianti delle miniere. Il duce ha parlato agli operai ed ai minatori suscitando il loro entusiasmo. L'arrivo a Cagliari. Palazzo del Governo. Il duce ha parlato dal balcone del Palazzo del Governo esaltando l'indomita fierezza del popolo sardo, ferreamente teso con tutto il popolo italiano verso la vittoria. Dopo la visita al comando della Regia Marina, il duce passa in rassegna i reparti di marinai che rendono gli onori. Quindi si reca al porto. Allo stadio della GIL, dove è ordinato un campo Dux. Di ginnastica ritmica delle giovani italiane. Il saggio dei giovani fascisti. I giovani inneggiano al duce. L'ispezione ad un'altra unità. Si alza il gagliardetto del duce per la sua ispezione ad un nostro aeroporto di aerosiluranti. Agli stabilimenti dell'azienda Carboni Italiani di Sant'Antioco. Tutto questo importante complesso industriale è sorto per lungimirante volere del duce.
morbido e riconoscente saluto delle maestranze. A Carbonia. La visita alle miniere. A Carbonia città. L'attesa della popolazione. L'arrivo del duce in quest'altra città del lavoro, voluta e fondata da lui. Dalla torre dell'Arengario il duce ha parlato ai lavoratori di Carbonia, esaltando la forza e la virtù del lavoro nella ferrea certezza dei destini della patria. Il duce e il popolo. Ritorna. Con questo grido tutto il popolo di Sardegna ha salutato Mussolini. La partenza del duce che torna sul continente pilotando il suo trimotore.